Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia. Buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo con il calcio. In preparazione al campionato di Serie B 2023-2024 e nel contesto del ritiro della prima squadra che si svolgerà dal 10 al 24 luglio a Falcade, la formazione di mister Paolo Vanoli sarà impegnata in alcune amichevoli estive. Nella giornata del 15 luglio gli arancio-nero-verdi affronteranno la Polisportiva Canale d'Agordo presso il centro sportivo di Falcade, che ospiterà gli allenamenti della prima squadra per tutta la durata del ritiro. Il 22 luglio invece i lagunari si sposteranno nella vicina Moena, sede del ritiro del Genoa, per affrontare il rossoblù in amichevole. Parliamo di basket. Davide Casarin rientra all'Umana Reyer Venezia. Lo annuncia ufficialmente lo stesso club Orogranata. Casarin ha firmato un accordo pluriennale, tornerà pertanto a far parte del roster lagunare nella stagione 2023-2024. Nato a Mestre il 22 maggio 2003, play guardia di 197 cm, Davide Casarin è cresciuto nel mini basket e settore giovanile Reyer. Nelle ultime 2 stagioni ha vestito i colori della Tezenis Verona, con cui non ha mai saltato una partita, scendendo in campo per 17 minuti di media. Parliamo ancora di calcio. Il primo importante tassello del Mestre, edizione 23-24, arriva dalla Luparense, dove nelle ultime 2 stagioni ha fatto il metronomo del centrocampo. Parliamo di Andrea Boscolo Papo, già noto in realtà a Mestre perché è arrivato con Zironelli direttamente dall'Alto Vicentino e che nel 2016-2017 fu uno dei protagonisti della storica cavalcata verso la Serie C. Altro ritorno è Tommaso Carli, nato a Motta di Livenza nel 2002, proveniente dal Sandonama, che aveva già vestito la maglia arancionera come puntero dell'Under 16 nazionali nella stagione 2017-2018, quando la prima squadra militava, come detto, nel campionato di Serie C. Non ultimo, l'atletica. Carle tricolore. Inizia il conto alla rovescia. Sono oltre 1200 gli iscritti in rappresentanza di 300 società ai campionati italiani allievi che andranno in scena da venerdì 23 a domenica 25 giugno allo stadio Chiggiato. Carle ospita una manifestazione nazionale per il 3° anno consecutivo, dopo essere stata la sede della finale oro dei societari assoluti nel 2021 e dei tricolori cadetti nel 2022. 42 titoli tricolori in palio per la categoria che comprende i nati nel 2006-2007. All'orizzonte la maglia azzurra da indossare al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor dal 24 al 29 luglio, principale evento dell'anno a livello Under 18. E si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.